giro all'esterno, ma senza accendere in mezzo alla via fui preso dalla malinconia. Allora disse, non saccio come, ma ci pensate di all'uomo. Ma così prese un po' di letame, ci sputai in collo. E nascette Adamo. Il Padre, la sua creatura, la vuole fare con molta cura, ma faticando se ne accorge che somigliai un bello pezzetto. Dio non mi ha detto 3 ore a guardarlo, ma non sapeva dove sistemare. Chiamai Adamo e con fare strano. Vedere un mazzullo e ci ho detto dicendo Adamo, fornuti con basta. Ma che stupezza che mi è rimasta? Vedi tu stesso a tuo piazza, perché pensiamo sul rotto a capo. Come ci ho detto Adamo, guarda, e che sto cosa mi è caduto su piazzale. Ma ha detto buona tu stiamo lavando, dai, e sono un tetto in fronte. Ma che sto cosa? Fastidio la leva, perché per nena non ci vedeva. Allora disse, ma se lo faccio? Quindi mi metto sotto il braccio. Ma quando dopo muoio la scella, la leva invece sta mattanella. E alla ricerca di una rientranza, se la mette sotto la panza. Non dico cosa teneva pertusa, Adamo spesso si trovava infusa, e Saturnale che si più beveva, più dalla dinna certa acqua scorreva. Allora forse dall'ente supremo e poi incazzate spaventa un problema, ma patatella una ricetta così, Adamo complimenti, è inventato un pipì. Dopo 3 giorni Adamo piangeva, che troppo solo hai messo senteva, allora tornai a tua patatella alla ricetta che tinta in inverno. Io non sono uno che sempre si lagna, però patatella, ma volessi la compagna. Mi sono scocciato di stare sempre sola e se non mi accontento di mandare a fare friggere. E il Patatello, pensando alla donna, fece il progetto di fare la donna. E mentre Adamo dormeva di bello, gli tolse subito una gustatella. Ma invece di farla alla brace arrostita, a quella carne gli diede la vita. La carne era buona e bella pareva, tutti d'accordo a chiamarla Eva. No! Quando Adamo sceva con Eva, che lo mazzullo cresceva. Adamo stava preoccupato e cominciava a gripparsi il cervello. Dice, ma fa lei stessa malata, che questo cosa sta sempre indorzata. A dopo da terno corretto, depresso, uguale ricetta. No, ma si fesse. Io non ne piagneva perché lo piazza che non teneva. E che l'affare era troppo invidiosa e gli aveva preso davanti questa cosa. E disse all'uomo, Adamo mio, perché non vieni per la con Dio? Perché a me pure sto piazza mettesse e dove a me ci ha creato là il vuoto. Adamo, mosso da compassione, facette subito la colazione e allegramente, in presa diretta, donava ad Eva quel suo pezzetto. E fu così che da quella funzione nacque la prima popolazione. Più Adamo stava insieme con Eva e più la gente cresceva. Sì che ritorno al nostro Signore non lo veneva la voglia esci fuori, ma c'era al mondo maggiore allerezza, senza miseria, senza monnezza, senza le guerre né delinquenti, perché in coppa mondo non c'era la gente. Ma da quel giorno crescettero in razza. E tutto questo per colpa un pezzetto che io vi ho detto prima. Questa è la storia dell'uomo. Bravo, auguri. Buone festività. Radio Blu Napoli.